Buonasera, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Pianeta Dilettanti. Parliamo nuovamente dell'Associazione Italiana Arbitri con Andrea Merlino, che è il presidente del comitato regionale. Benvenuto, bentornato. Grazie, buonasera a tutti. Allora, l'altra puntata abbiamo parlato in linea generale di quelle che sono le iniziative, ma soprattutto le funzioni e gli obiettivi della vostra associazione. Partiamo invece dalle designazioni, quindi da come nasce proprio a livello tecnico una designazione. Sì, noi abbiamo un organico di circa 80 ragazzi a livello regionale, sono suddivisi in un gruppo di prima categoria, promozione eccellenza, in base al pregresso, al loro percorso, a quanto sono anche arbitri a livello regionale. Come nasce una designazione? Nasce dalla necessità di cercare di posizionare l'arbitro migliore per la partita migliore. Per la partita clou anche, no? Sì, ma cioè ogni match. arbitro, non ci sono partite che sembrano più facili o più scontate, perché ogni partita nasconde la sua insidia. Noi ogni settimana solitamente, o ogni due, in base alle disponibilità, abbiamo degli osservatori che sono degli ex arbitri, che vanno a dare delle valutazioni agli arbitri per testare lo stato di forma proprio dei ragazzi stessi, e in base a questo stato di forma cerchiamo di collocare la settimana seguente o nella turnazione adatta l'arbitro nella partita che in quel momento necessita di quell'arbitro, e questo vale per tutte le categorie. In base a questo poi c'è chiaramente da incastrare gli osservatori con gli arbitri, gli assistenti, perché poi a fine anno viene stilata una graduatoria di merito, e per quello che riguarda l'eccellenza il primo, il secondo, i primi due, i primi tre ci vengono richiesti a livello nazionale per essere promossi, e quindi in base a questo dobbiamo dare lo stesso numero di valutazioni a tutti gli arbitri in modo che abbiano le stesse possibilità e quindi la stessa possibilità di avere il voto corretto per la loro stagione. Quindi c'è anche un osservatore, ci sono più osservatori che valutano gli arbitri, e c'è una sorta di punteggio, di valutazione. Su che criteri? Esattamente, la valutazione degli arbitri va da un minimo di 8,20 per una prestazione un po' deficitaria, diciamo, al voto di 8,70 che è la prestazione top per un arbitro, quindi una prestazione dove non ci sono state sbavature, errori, in una partita magari anche difficile, complicata, con parecchie decisioni. Ecco, noi ogni partita abbiamo questa forbice da aprire sull'arbitro, e quindi partiamo dall'8,20 all'8,70 e decidiamo in base alla partita come lui si è comportato. Noi siamo solamente dei notai che validiamo quello che l'arbitro fa in campo, cercando di dargli chiaramente dei consigli per sistemare quelle piccole cose o grandi cose che non sono andate nella partita. Quindi condizione fisica, la corsa, la tipologia anche di metodo che adotta in una situazione di gioco? Assolutamente sì, quindi parliamo sia di tattico, quindi lo spostamento all'interno del terreno di gioco, la condizione atletica, la personalità che ha messo in campo, se ha applicato bene il regolamento, se ha ammonito quando va a ammonire, ha fatto l'espulsione nello stesso momento, la collaborazione con gli assistenti. Ecco, ci sono parecchie voci che dobbiamo vedere per valutare un ragazzo o una ragazza. È chiaro che man mano che le categorie si abbassano non potremo andare a valutare un singolo episodio per dire se un arbitro è andato bene o è andato male. Ci sono dei criteri, non abbiamo per fortuna la VAR nei dilettanti, abbiamo dei criteri che devono essere sì selettivi ma soprattutto formativi per i ragazzi. Quanto è importante la condizione fisica nell'arbitro? È valutata naturalmente anche quella da un osservatore, no? Assolutamente sì, noi ci teniamo molto perché il calcio è andato anche in quella direzione di un aumento della prestazione atletica. Vengono fatti periodicamente dei test atletici che vengono fatti c'è un modulo di preparazione atletica a livello nazionale, abbiamo degli standard per categoria di un range dove devono stare i ragazzi, sia arbitri che gli assistenti nei tempi, e in base a questo gli arbitri che escono ad arbitrare la domenica sono sicuramente abili dal punto di vista atletico, perché chi non passa i test viene fermato affinché ritrovi la forma atletica migliore. Detto questo, abbiamo la fortuna che tutte e 7 le sezioni hanno un polo di allenamento, perché ogni sezione arbitri, quindi gli arbitri sia a disposizione del comitato regionale che delle sezioni, hanno la disponibilità gratuitamente di allenarsi con un preparatore atletico, con un programma di preparazione atletica, e 2 o 3 volte a settimana si ritrovano per portare a termine questo lavoro. E quindi ci sono diversi allenamenti, insomma, che tengono anche gli arbitri e gli assistenti. Poi ci sono anche i raduni. Quanto sono importanti anche questi appuntamenti? Sono fondamentali perché
ci danno la possibilità di ragionare di persona sulle cose che dobbiamo sistemare. A tal proposito noi vi ringraziamo perché approfittiamo delle vostre immagini spesso per ragionare con i ragazzi su degli episodi. Esattamente, perché a noi non interessa dire Andrea Merlino ha sbagliato, noi dobbiamo capire perché Andrea Merlino ha sbagliato. Giusto. E come fare perché Andrea Merlino non sbagli più e tutti gli altri. L'errore di uno serve a tutto il gruppo per migliorare, per capire come portare a termine in maniera positiva un compito. Ecco, la fortuna è che noi iniziamo solitamente a settembre, dove andiamo a Tarvisio, dove ci raduniamo 3 giorni, tutti insieme, facciamo degli allenamenti sul campo, delle situazioni statiche, posizionamenti, calci di punizione o quant'altro, vengono fatti quiz regolamentari, viene viste le variazioni regolamentari che vengono portate a inizio stagione, vediamo parecchi video dove appunto a volte oliare i meccanismi che durante l'estate inevitabilmente vengono rallentati. Ci ritroviamo sicuramente a metà stagione per fare il pit stop prima della ripresa del girone di ritorno e prima dei playoff, che è una tappa fondamentale perché iniziano a stringersi anche un po' le fila tra di noi. Oltretutto organizziamo quando possibile, sia da remoto sia in presenza, degli altri incontri magari divisi per categorie, quindi gli arbitri di prima categoria, di promozione eccellenza o gli assistenti, per fare un lavoro un po' più selettivo su quelle che possono essere le peculiarità del ruolo. Ecco, hai citato remoto, perché? Perché il Covid immagino abbia messo in difficoltà anche la vostra stessa attività. Assolutamente, è stato un periodo difficile perché l'arbitro non ha una squadra dove allenarsi, si allena da solo, c'erano tanti ragazzi che si allenavano da soli, andavano a correre da soli e questo è stato veramente bello e importante per noi vedere che nonostante tutto non hanno mollato, non hanno lasciato l'impegno cadere. È stato difficile, se devo essere sincero, quest'anno è stato molto difficile il fine anno, dicembre e gennaio, perché i contagi sono impennati anche tra i ragazzi e quindi la fortuna è stata che col presidente Canziani siamo riusciti a slittare di un mese il rientro in campo perché c'era il problema dei certificati medici, il return to play e quant'altro, però siamo fiduciosi. Abbiamo superato questo, non ci spaventa più nulla ormai. Meno male. Ha messo dura prova a tutti, davvero. Esatto. Quali sono le iniziative della vostra associazione? Non solo calcio, mi pare di capire. Sì, ci sono parecchie cose che bollono in pentola. Una delle cose più importanti viene chiamata la referee run. All'interno di corse podistiche nazionali viene fatta una gara tra arbitri, quindi ci sono sia singoli che a squadre, quindi nelle varie tappe, Roma, Milano, Verona, dove vengono fatte le maratonine solitamente, ci sono anche una gara tra arbitri. Oppure, cosa di attualità, è stato varato da circa un mese il primo campionato di giochi online di calcio, chiaramente, non poteva essere altrimenti, e quindi c'è una selezione delle sezioni, i migliori delle sezioni vanno poi alle finali nazionali che vengono fatte, quindi tutto questo perché arbitrare non è solamente campo, l'associazione non è solamente campo, l'associazione è stare insieme, fare gruppo e tutto questo ci aiuta a creare gruppo. Ma ci sono, ultima domanda, dei fischietti della nostra regione che riusciranno a fare il salto o comunque ce ne sono già e magari si riesce ad avere questa costanza, di avere giovani che riescono poi ad arbitrare anche nelle serie maggiori, naturalmente non solo nel campo del calcio dilettantistico. Sì, ci sono. Uno dei più grandi dirigenti mi ha sempre detto, che è Stefano Farina, che è mancato qualche anno fa, arbitrare è sacrificio. Certo. Arrivare in Serie A costa tanto sacrificio. La vetrina della Serie A è veramente l'accorramento di un percorso a ostacoli. È una maratona. Siamo una regione piccola numericamente, però abbiamo dalla Serie A all'ultima categoria un arbitro, un assistente e un osservatore in tutte le categorie. Questo deve essere veramente un vanto non per me ma per la regione, per le persone. In Serie A abbiamo 2 arbitri, aspettiamo brevemente l'esordio di Luca Zufferli perché è fermo per un infortunio, per un piccolo infortunio, però abbiamo delle possibilità, non si fanno nomi perché siamo anche noi scaramantici come in tutti, però credo che
I ragazzi che sono a livello nazionale e quelli che abbiamo adesso stanno dimostrando veramente una grande forza d'animo che è fondamentale per arrivare a certi livelli. Ma a un giovane arbitro, a un giovane ragazzo che si avvicina al mondo arbitrale, che cosa diresti tu, sulla base anche della tua esperienza da arbitro ad oggi? Perché insomma anche la figura dell'arbitro è cambiata negli anni. Assolutamente sì, è cambiata tantissimo. La cosa che io consiglio a un ragazzo è provaci. Provaci e quando arriveranno le prime difficoltà resisti, perché se si resiste il primo anno, anno e mezzo, poi è una di quelle cose che entra in circolo nelle vene e delle quali non si fa più a meno. Tante persone che non sono più arbitri perché hanno scelto un'altra carriera dicono si resta per sempre arbitri. Ed è una cosa bella perché a volte ci si dimentica spesso di una passione, di un qualcosa che si abbandona. Ecco, il fatto che resti quella crepa all'interno del cuore perché ci si ricorda di essere stati arbitri è veramente una soddisfazione ed è una verità perché Sì. E ti vale forma anche tutto. una personalità essere arbitro. Aiuta a crescere, credo che i ragazzi 15, 16, 17 anni sia un boost di emozioni e di vitalità che si portano dietro per tutta la vita. Tante persone mi dicono che nel mondo del lavoro hanno trovato un enorme giovamento da aver fatto l'arbitro perché si sono trovati a decidere rapidamente certo. e inconsciamente si ritrovano anche poi nella professione a essere pronti a decidere in tempi rapidi. E poi una volta che termina, diciamo, il ruolo dell'arbitro, la funzione di arbitro, uno può fare l'osservatore? C'è questa possibilità? Può fare l'osservatore, adesso chiaramente il limite addirittura è 45 anni, può arbitrare fino a 45 anni e poi dedicarsi ad aiutare i ragazzi a crescere. È un'attività che non ha mai fine. Abbiamo associati che hanno fatto i 50, 60, 70 anni di tessera, vuol dire che sono a 90 anni, vengono ancora alle riunioni e sono in prima fila seduti. Questo è veramente un esempio. Bello, bello, davvero. Io ringrazio Andrea Merlino per essere stato in nostra compagnia per questa seconda puntata di Pianeta Dilettanti assieme. Magari ci ritroviamo più avanti per parlare delle altre vostre novità e delle altre iniziative. Grazie ancora, buona serata. Grazie a te Alexi, buona serata.